Il Veneto diventa, suo malgrado, la regione di riferimento per contrastare la presenza dei FAS in tutta Italia. Sì, perché il problema non è solo nostro e le altre regioni, come la Toscana, stanno operando soltanto adesso i primi campionamenti proprio sulla base degli interventi commissionati e realizzati nel Vicentino prima e nelle altre province poi. Che noi dicevamo che ci sono state più segnalazioni in giro per l'Italia, il Veneto si è attivato da subito con il saper fare e abbiamo dato vita subito a un laboratorio dedicato ai FAS, abbiamo speso oltre 3 milioni di euro e poi tutta una serie di attività che vanno dalle denunce alle attività infrastrutturali. E mentre la Miteni di Trissino apre una pagina Facebook per dialogare con i consumatori e fornire le dovute spiegazioni e rassicurazioni, la Regione va avanti nella negoziazione con il Ministero per ottenere quegli 80 milioni di euro necessari per finanziare il nuovo acquedotto. Continuano le attività di montaggio dei filtri nelle abitazioni e il TAR autorizza l'estensione dei controlli anche nelle discariche, rispondendo così alle decine di ricorsi presentati dai gestori degli impianti. Mettiamo a zittire tutti quei personaggi che andavano a dire in giro al mondo che il Veneto era l'unico che aveva l'inquinamento dei FAS. Oggi siamo un riferimento nazionale proprio per l'esperienza accumulata in questi anni.